che abbiamo è una normale molecola di DNA. Questo invece è il DNA di Susan, che praticamente è il DNA più avanzato che oggi ha visto in 20 anni di vita. Oh, è incredibile. Il DNA di David sta a quello di Susan, come quello di Susan sta a quello normale.
mattina come dico.
Ay.